È il 24 di gennaio del 2024 e lo stadio Dalcontres Barone di Barcellona Pozzo di Gotto e Supergiovane Castelbuono Paterno Calcio e la finale di Coppa Italia di eccellenza siciliana. E dunque un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Gigi Riva, che è stato un grande campione del nostro calcio. Venuto a mancare qualche giorno fa, sarà il Paternò comunque a dare il calcio di avvio, attaccherà da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione. E allora, come dicevamo, tutto pronto, squadre già schierate, sarà il Paternò a dare il via alle ostilità. Il direttore di gara, lo abbiamo detto, il signor Abba della sezione di Caltanissetta, che guarda il suo cronometro, partiti proprio in questo istante. Doppio giallo per Belecco e questa è davvero una situazione drammatica in termini sportivi parlando per la Supergiovane Castelbuono, che di fatto rimane in 10 uomini dopo 39 minuti di gioco. Viglianisi prova a giocarla con Asero, che torna sul destro, poi fa partire il cross cercando Micoli, riesce a staccare e c'è il vantaggio del Paternò che la sblocca al minuto 41. Nel corso del primo tempo è cambiato il parziale al Dalcontres Barone. Supergiovane Castelbuono 0, Paternò 1, Micoli è svettato più alto di tutti e ha fatto esplodere i tifosi appostati lì in curva. Dunque sfruttata appieno la superiorità numerica dai ragazzi di Filippo Raciti, lo rivediamo nel nostro replay, il grande cross da parte di Asero, poi lo stacco di testa da parte di Micoli, forse non perfetto in questo caso Fagone, che era stato decisivo in precedenza proprio su Micoli, questa volta invece si è dovuto arrendere e dunque un gol che chiaramente spiana la strada ai rosso-azzurri. All'intervallo non ci sono state sostituzioni. Il Paternò che è ritornato sul manto verde del Dalcontres Barone con Romano, Napoli, Panarello, Floro Valenca, Sangarein, Zidis, Maimone, Viglianisi, Micoli, Belluso e Asero. A disposizione di Filippo Raciti, il tecnico rosso-azzurro, ci sono in panchina Coriolano, Messina, Fratantonio, Catania, Greco, Lomonaco, Virgillito, Grasso e Giannaula. Per quanto riguarda il Castelbuono, la squadra giallonera che è ritornata in campo con Fagone, Suarez, Grandis, Iantus, Garofalo, Pennisi, Arenoso, Russo, Torres, non c'è più Belecco, abbiamo detto espulso nel primo tempo, non c'è nemmeno Pardo, sostituito subito dopo l'espulsione. Attenzione, intanto rosso diretto, abbiamo visto un rosso sicuramente, dovrebbe essere Garofalo. Sì, Garofalo, perché con la maglia numero 5 andiamo a rivedere qui, era andato via e poi per questo intervento il direttore di gara non ha avuto dubbi, ha estratto il secondo cartellino rosso della partita a Garofalo, che dicevamo lui essere proprio un barcellonese doc, tra virgolette giocava in casa qui, lo stiamo vedendo inquadrato da Domenico Calvo. E adesso davvero si mette malissimo Iantus, una super giovane che davvero vanno davvero gli applausi fino a questo momento, perché sta giocando con la doppia inferiorità numerica, ma sta giocando davvero molto bene. Attenzione qui la conclusione e palla di un soffio al lato, pazzesca chance per i cinghiali di raggiungere il pareggio. Si è salvata la squadra rosso-azzurra. C'è calcio di rigore, atterrato il numero 20 da Totò Fagone. Il signor Abba non ha avuto dubbi, ha indicato il dischetto del rigore. Beh, un calcio di rigore che fa discutere i tifosi della Supergiovane Castelbuono. Andrà dal dischetto lo stesso Giannaula, tutto pronto per la battuta, parte Giannaula col destro, la conclusione, la parata del portiere sulla ribattuta, ancora Giannaula mette dentro il 2-0. Ed ecco arriva il triplice fischio, il Paternò si impone sulla compagine della Supergiovane Castelbuono 2-0, un gol per tempo, la apre Micoli, la chiude poi Giannaula.
un'attesa di 24 anni, una grande soddisfazione, una bella vittoria meritata e sofferta. Onore a Castelbuono che anche in 9 veramente ha onorato il campo. Una bella giornata di sport, un'altra bella pagina. Avete visto quanto entusiasmo? Dico, al di là dell'espulsione poi voglio dire c'è stata anche correttezza e rispetto, ha vinto lo sport oggi. Volevamo fare questo regalo ai tifosi, volevamo farci questo regalo noi, credo alla fine ci siamo riusciti. Cosa manca adesso per la ciliegina sulla torta? Adesso manca di festeggiare, di tornare ad allenarci, pedalare, testa bassa di nuovo e pensiamo al campionato e al proseguo della Coppa, perché comunque la vogliamo onorare fino alla fine. Vittoria più che meritata. A chi la volete dedicare? Ma guarda, voglio dedicare alla città, ai tifosi e a mio padre che è scomparso a luglio. Sì, grande risultato, veramente siamo molto contenti di questo risultato storico per noi, perché è la prima volta che il Paternò vince una Coppa. Siamo molto contenti e devo dire grazie ai ragazzi, agli splendidi tifosi che sono venuti e a tutti i nostri collaboratori e dirigenti. Probabilmente la doppia espulsione mentalmente ha penalizzato noi e ha caricato loro, però per noi quello che contava era vincere questa finale. A chi la volete dedicare, Presidente? A tutti i tifosi del Paternò. Purtroppo avete visto tutti, non abbiamo potuto giocare come noi possiamo giocare. Purtroppo quell'espulsione dopo 35-40 minuti ci ha un po' condizionato, poi il secondo tempo siamo partiti 10 contro 11 e poi un'espulsione inesistente ci ha fatto giocare 9 contro 11, nonostante ciò i ragazzi non hanno mollato un attimo, abbiamo avuto l'occasione per pareggiarla e poi non so cosa ha visto, ha fischiato il rigore solo lui. Comunque faccio i complimenti al Paternò che ha meritato di vincere essendo arrivato in finale. Noi ripartiamo da qui, dobbiamo chiudere bene la stagione. Ripeto, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché anche oggi 9 contro 11 contro una bella squadra, una buona squadra, hanno dimostrato di avere gli attributi. Siamo contenti per ora, adesso domenica già subito al campionato perché abbiamo un'altra guerra da vincere. È stata però una finale, come si vuol dire, sudata, perché alla fine non riuscivate a chiudere questa gara e la Supergiovane vi ha fatto soffrire. Ma già lo sapevamo, la squadra della Castelbuono che così correvano tutti fino al 90esimo, abbiamo visto qualche immagine, però l'importante è che abbiamo vinto e portiamo questa Coppa a casa che ce la meritiamo. Sì, ci siamo un po' cullati dopo la doppia espulsione, forse è questo che ci ha penalizzato. No, da questa partita spero che abbiamo imparato un sacco di cose, perché non si deve mai staccare la spina nonostante loro fossero 2 uomini in meno, però per fortuna poi l'abbiamo chiusa anche con un po' di fortuna, però penso che nell'arco dei 90 minuti l'abbiamo meritato.